Buonasera e benvenuti alla Pala del Mauro di Avellino per una delle sfide più sentite del futsal italiano. Sandro Abate contro Feldi Eboli, è tempo di derby in Campania. Non è solo una partita di Serie A, ma è anche una questione di orgoglio e appartenenza. In campo c'è tutto il campanilismo di una regione che vive e respira calcio a 5. Da Lorenzo Poliselli la cronaca di questa gara che vede la Sandro Abate tornare in campo dopo aver riposato alla prima giornata. Un debutto con successo per 5-4 sul campo del Pirossigeno Cosenza, mostrando qualità e carattere. Dall'altra parte la Feldi, detentrice della Coppa Italia, che ha iniziato nel migliore dei modi la stagione. 2 vittorie su 2 contro CDM e Roma. C'è davvero tutto per vivere una grande serata. Il calore del pubblico di fede avellinese, l'orgoglio di queste due città, come abbiamo già detto. È solo la terza giornata di Serie A, ma insomma ci si gioca già tanto qui al Pala del Mauro di Avellino, con le squadre che non sono ancora scese in campo, e quindi abbiamo tempo per andare un po' ad analizzare quelle che potrebbero essere le scelte dei due allenatori. E cominciamo dal tecnico di casa, ovvero Piero Basile, la quarta stagione alla guida della Sandro Abate. Lui che da giocatore ha vestito le maglie di Martina Franca e Putignano, tra Serie C e Serie B. Ha conquistato varie promozioni in panchina, a partire proprio dal Putignano, e poi ovviamente la parentesi napoletana, senza dimenticare quella alla Feldi Eboli. Con Napoli, dicevamo, vince la Coppa Italia di Serie A2, rimane un'altra stagione nel capoluogo campano dopo quella Coppa vinta nel 2021. Infine approda alla Sandro Abate per andare invece alla vittoria per 5-4 sul campo di Cosenza, la doppietta di Dimash, i gol di Lollo Suazo, Salas e Preà. Per quanto riguarda invece la Feldi, allenata da mister Luciano Antonelli, uno che ormai stiamo imparando a conoscere, nativo di Buenos Aires, classe 1979, da giocatore in Italia con Arzignano, Luparense e poi anche San Lorenzo di Almagro, di cui è stato giocatore dal 2019 al 2024. Ma ecco che scendono in campo le due squadre. La terna arbitrale composta da Marco Moro di Latina, il primo arbitro, il secondo è Ivo Colangeli della sezione di Aprilia, e al crono il signor Emiliano Viviani della sezione di Nocera Inferiore. Marco Moro, che ha arbitrato anche la finale di Coppa Italia che l'anno scorso la Feldi è andata a vincere a Iesi contro Genzano in finale. Dicevamo dei primi due successi stagionali della Feldi: 6-1 in casa della CDM alla prima giornata, tripletta di Calderoli, gol di Filippino Ghi e un autogol che c'è stato anche nella seconda giornata, una vittoria 5-1 diciamo contro la Roma, gol di Ecevaria, Lavrendi, Calderoli e Kenji, che è uno dei due ex della partita. Oltre a lui anche Ghi, Dalzino, ovviamente, insomma si sprecano gli ex da una parte e dall'altra. Vedremo un po' quelle che saranno le scelte appunto dei due allenatori. Foto di rito, vedete intanto la Feldi alla vostra sinistra, attende di schierarsi invece la Sandro Abate con una divisa dalle sfumature colorate, con l'animale rappresentativo, il lupo al centro, sfumature di viola, in blu invece i portieri. Andiamo a vedere quelle che sono le
scelte dei tecnici per quanto riguarda la Feldi. Caponigro e Cevarria, Dalcini in porta sicuramente, e poi dovrebbero essere Venanzio e Calderoli a completare il quintetto. Tra un attimo cercheremo di essere più esaustivi anche per quanto riguarda la formazione padrona di casa. Tutto pronto per iniziare con il calcio d'inizio che sarà dato dalla Feldi. Echevarria deve ancora attendere qualche istante perché vanno sistemate alcune cose, soprattutto sulla panchina lato Sandro Abate. Infatti Marco Moro che va a posizionarsi, fischietto in bocca e si parte subito con una conclusione deviata. Subito Alex a essere centrato dal tiro avversario. E quindi rimessa laterale. Ancora una conclusione, e però viene rimpallata, resta in avanti la Feldi. Loconte che insomma si preparava già ad un'ipotetica palla che arrivava verso di lui. Ancora un tiro da parte di Venanzio, lui che ha dovuto saltare per squalifica la prima di campionato. Tanto continuano ad arrivare spettatori qui ad Avellino. Kenji è lui che va a completare il quintetto in casa Feldi, l'ex della partita. Lui che insomma l'anno scorso è stata una delle note più liete in casa Sandro Abate. 18 gol per lui. Ancora Kenji sull'out di destra, vuole tornare sul sinistro, si ferma, poi allarga. Venanzio torna anche lui sul mancino, viene messo giù ma non c'è fallo. Non ci sono neanche particolari proteste da parte del numero 5 della squadra che detiene la Coppa Italia. Non se n'è andato neanche un minuto di gioco. Loconte, pressione alta da parte di Kenji. Galletto trova una rimessa laterale. Loconte, vediamo se allungherà il campo. Loconte, sì, lo fa, buono lo stop, ma una deviazione costringe, anzi no, l'ultimo tocco è proprio di Victor Mello e quindi la Feldi può tornare a imbastire con Kenji. Trova lo spazio, attenzione qui che va giù Caponigro. Buona la copertura da parte della Sandro Abate. Caponigro lascia lì il pallone. Venanzio, Loconte tocca, calcio d'angolo. Ovviamente impossibile lasciare andare quel pallone per Loconte. Calcio d'angolo, ancora palla scodellata. Echevarria di testa, Kenji fa il contromovimento che avrebbe potuto permettere la ricezione, ma l'anticipo costringe a indietreggiare la Feldi. Sandro Abate che in questo momento fa un po' fatica ad uscire dalla zona di difesa. Bisogna stringere ancora le maglie perché la Feldi si proietta in avanti con Caponigro. Subito spezzettato il gioco. Caponigro, ancora una deviazione. Victor Mello, palla ancora per Caponigro che torna indietro da Dalcin, che si alza, torna poi verso la porta. Caponigro, Abate.
Capitan Massimo Abate, insomma, bandiera se ne esiste una di questa formazione, classe 1983, capitano e fondatore del club, che ha deciso di intitolare a suo papà. Kenji, la scivolata da parte di Alex, ancora rimessa alla conclusione, deviazione e non si esce da lì. Gara che insomma fatica a decollare, fatica ad accendersi. Fortino della Sandro Abate che regge ancora. Feldi che con pazienza cerca il varco giusto. Venazio Echevarria, l'1 contro 1. Vediamo se si libera il numero 15. Sì, non arriva il fischio. Vediamo se si libera la transizione della Sandro Abate. Alex decide però di tornare indietro. Abate, Victor Mello, la prima azione manovrata, insomma, dove la Sandro Abate può muovere un po' il pallone, però vedete che la Feldi subito prova a ricacciare indietro gli avversari. Alex, ancora gioco di suola da parte del numero 11. Alex, il dribbling in mezzo a due. Alex Dalcin ci mette la mano. La prima uscita da parte della Sandro Abate e subito il pericolo più concreto della partita, perché Alex ubriaca due giocatori. Col sinistro conclude trovando l'opposizione del portiere avversario. Intanto problemi per il colombiano Echevarria, infatti cambio e dentro Giancarlo Selusio. Palla dentro, attenzione, Dalcin era arrivato per calciare Galletto, ma non ha trovato la porta, ha trovato l'opposizione di Dalcin. Rivediamo qui, per niente preciso Selusio nell'ingresso in campo, si fa subito sfilare dal difensore. Siamo già dall'altra parte, però con la conclusione da parte di Selusio. C'è la deviazione di Loconte. Vediamolo. Qui due tocchi e qui Loconte fa una parata di livello, fa una parata davvero di alto livello. Selusio va dentro, Loconte si trova la palla in mano, ancora lo stesso ex portiere della CDM che vuole lanciare. Alex non ci riesce, l'ultimo tocco è proprio dello spagnolo. Abbiamo detto ex CDM Loconte, ovviamente anche ex Napoli, ex Cosenza dove è stato l'anno scorso. Dalcin va in verticale, Daghi appena entrato prova subito a calciare, sfera che termina sul fondo. Va ripetuto il cambio per Dimash che fa il suo ingresso in campo. Alex Dimash con la suola pisata, si torna indietro per Salas. Dimash che forse esce vincitore da questo rimpallo, la scivolata, Feldi in avanti, semi-transizione che viene però bloccata. In campo anche Felipigno. Selusio, 1 contro 1, Selusio col sinistro, Loconte in due tempi deve anticipare proprio Felipigno che sulla ribattuta si stava avventando sulla sfera. Alex, gara che inizia ad aumentare il proprio ritmo. Alex torna indietro, vorrebbe il tocco per lui, dovrebbe essere stato Lolo Suazo. È entrato in campo anche il numero 93. Alex deve fronteggiare adesso un avversario, poi l'anticipo, Ghi non può ricevere, attenzione Lolo Suazo qui rischia qualcosa e l'ultimo tocco è proprio il suo, secondo il direttore di gara, quindi Sandro Abate che deve di nuovo serrare le maglie. Cronometro che viene riportato alla giusta indicazione, si va dentro e poi Ghi 1 contro 1 con lo Suazo. Ghi calcia Loconte, dice di no, paratona di Loconte,
in un lampo. Ghi se la sposta sul sinistro, Loconte la alza sopra la traversa. Ancora il tiro di Ghi, stavolta largo. Ce la annotiamo questa parata di Loconte, perché le possibilità che finisca nella top parate del terzo turno di campionato sono abbastanza alte. Gattarelli, anche lui si iscrive al match, guadagnando questa rimessa laterale. Subito proteste da parte di Alex nei confronti dell'arbitro Selusio. Ma fuori dal Sin, vediamo se calcerà il portiere. No, così non è, però rimane in avanti. Adesso torna in porta e il tiro qui di Ghi. Loconte è bravo a non farsi sorprendere dalla traiettoria spinosa della sfera. Qui palla alzata, Selusio di testa e Dalsin vuole subito far ripartire i suoi. Pigno, anticipo, qui transizione da parte della Sandro Abate. Vediamo se la sfera riesce ad arrivare sul secondo palo. Qui c'è il fallo, vantaggio che non si concretizza. Rimane giù abbastanza dolorante Salas. Primo fallo del match è della Feldi. Ecco qui Salas che vola in transizione e per fermarlo Ghi interviene così. Pistone che sicuramente fa male, non cattivo da parte di Ghi, però assolutamente da sanzionare il fallo, che ricordiamo è il primo della Feldi, nonché il primo dell'intero match. C'è Alex sul pallone. Eccolo Alex che va con il destro, palla che torna, disponibile per il numero 11 che stavolta col sinistro mette alto. Gattarelli. Selusio torna indietro da Venanzio. Selusio, ci sarebbe Gattarelli, Venanzio finisce giù. Attenzione a Ghi che prova a controllare la sfera e stavolta l'ultimo a toccare è Victor Mello, ma continua la personale battaglia tra i giocatori in maglia violacea e Marco Moro. Sono veramente tantissime le rimesse laterali che sono state battute dalla Feldi Eboli in quella zona particolare. Si sbraccia per ricevere il pallone Pelesigno, poi invece va a calciare Ghi. Loconte ancora, si supera nuovamente Loconte. Tiro certo da lontano ma molto potente, angolato, ottima parata e ottimo tiro. Calcio in angolo che viene deviato, poi prova a mettere di nuovo il pallone dentro Venanzio. Sbaglia però potenza e direzione. Palla Sandro Abate. Dimash. Lollo Suazo. Victor Mello, palla che però ha oltrepassato il perimetro di gioco. Qui ancora una conclusione da parte della Feldi. Lancio lungo di Loconte, non può controllare la sfera Preà e quindi Feldi che può tornare a manovrare in attacco. Si schiaccia qui la Sandro Abate e Caponigro ma ingaggia questo primo 1 contro 1 con Dimash. Qui brutta palla, può andare in avanti Lollo Suazo dal Cin e poi il Victor Mello tiene viva la sfera, ma poi
E la Feldi che può ripartire, anzi no, perché Caponigro chiede ovviamente scusa per aver rischiato e non poco un attimo fa. Qui Lolo Suazo con il sinistro fa il massimo perché era stato rimontato da Pelesigno. Trova la posizione di Dalcin, bravo ad uscire e a chiudere lo specchio della porta avversario. Qui ancora Feldi non precisissima. Dalcin va lungo, troppo lungo. Dalcin, portiere classe 1992, uno degli eroi della notte di Astana, che ha permesso alla nazionale italiana di qualificarsi ad Eurofutsal. Qui ancora Dalcin deve dire di no a Prea. Parata non difficilissima questa del numero 3. Dimash recupera la sfera, Dimash, poi Pelesigno esce vincitore, ancora tocco del 18 e poi Feldi che mette un attimo di calma. È entrato anche Giuseppe Lavrenti. Dalcin qui da una palla immaginifica a Caponigro. Questa palla di Dalcin è incredibile, un portiere non può dare quella palla. Di prima scavalcare dolcissima. Ancora girandola di cambi e palla Sandro Abate. Dimash alza lui la sfera, qui di testa prova a controllarla. Lolo Suazo dovrebbe essere stato, infatti si va poi a spiegare con l'arbitro e con Pelesigno. 12:54 sul cronometro del primo tempo, terza giornata della Serie A di futsal, targata quinto. Dalcin valica la metà campo, va a calciare, la deviazione e il calcio d'angolo. Ma ovviamente è una soluzione che tatticamente è molto importante per la Feldi, perché hai letteralmente un giocatore in più per qualità nei piedi. Pelesigno, la palla esce adesso e quindi nuovamente calcio d'angolo. Si torna dentro, Lo Conte, la palla lì, Pelesigno, poi calcia Caponigro. La deviazione sembrava essere stata del suo stesso compagno, Conisi non è. E quindi Pelesigno torna a battere Scodella, Venanzio chiude Dimash. Kenji, 1 contro 1 di Kenji contro Prea. Vediamo se va a superare il giapponese. Sì, se la sposta sul sinistro, calcia non preciso, ma davvero in un fazzoletto è riuscito a creare un pericolo contro una difesa che era tutta collassata. Qui è Caponigro, perdona, era Lavrenti a andare giù. Non c'è però nulla da sanzionare. In grafica non è stato segnato un fallo alla Sandro Abate, ma insomma noi diciamo noi che il computo dei falli è 1-1, mentre non si è ancora sbloccata dal punto di vista dei gol la casella dello 0 da ambo le parti. Sandro Abate, Feldi Eboli, reti inviolate in questo derby campano della terza giornata della Serie A di futsal, targata quinto. Tornato in campo Gattarelli. Kenji vuole andare di prima da Ghi si ritrova lì il pallone, calcia, trova una deviazione, era Salas il giocatore designato alla marcatura del pivot della nazionale. Gattarelli, palla per lui, va a calciare, impreciso. Palla in profondità, buono l'aggancio da parte di Alex, che poi si abbassa un po'. Abate ha fatto un altro tipo di movimento, ma era quello lo spazio
per dare un suggerimento, uno scarico arretrato al compagno. Così facendo invece stava andando troppo verso l'avversario. Kenji scambia, viene messo giù, si continua a giocare, il tiro solo esterno della rete, ancora una deviazione. Ha trovato Seleucio, vediamo questo trenino un po' allungato, si va da Ghi che calcia abbastanza esaustivo Gennaro Galletto qui nel protestare, ma potrebbe aver ragione Galletto, la palla non cambia direzione. Seleucio, Ghi, vediamo se calcia il 10, Ghi, 2 giocatori su di lui, la palla esce soltanto adesso, si lamenta Ghi, voleva un fallo. Richiama alla calma Marco Moro. Il tiro ancora di Ghi. Insomma, Feldi che inizia a provarci sempre con maggiore intensità. 2 volte lo Conte a dire di no. Sandro Abate che ha avuto la sua occasione con Alex nei primissimi minuti di gara, e poi anche quella con Lollo Suazo sulla rimessa laterale sbagliata. Qui attenzione al servizio da parte di Seleucio, non può arrivarci Kenji perché è Abate, anzi no, non è Abate che era stato superato, ma Alex che in scivolata capisce le intenzioni dell'avversario e salva davvero lo Sandro Abate da quello che sarebbe stato uno svantaggio quasi sicuro. Dal Cinna, Gattarelli, e poi il tiro fuori dalla nostra visuale, deviazione, ancora calcio d'angolo. Tanti momenti di palla morta in questo primo tempo. Qui Ghi, non c'è fallo su Salas, qui proteste abbastanza eccessive. Kenji si porta sul sinistro, Kenji calcia alto. Qui bell'intervento e poi vuole lottare per mantenere il possesso Kenji in mezzo a 2, tutto buono. Alex fa uscire il pallone, l'1-2 che non si chiude. Ha fatto un ottimo lavoro Alex, e poi dal Cine viene subito chiamato in causa. Alza il giri del motore la Feldi. Ghi calcia, poi la palla che arriva a Kenji, anzi no. Alex. Suazo Alex. Lo Conte, palla alta, liberare proprio Lolo Suazo che per un attimo sembrava poter tornare in possesso della sfera. Dimash, il blocco, poi si muove Dimash. Victor Mello aveva ipotizzato la linea di passaggio giusta, difficile però andare a superare quella maglia bianca. Siamo arrivati quasi alla metà del primo tempo. Dimash e poi Kenji, c'è Gattarelli, viene servita adesso, dicono 6 l'ultimo, infatti l'1 contro 1 da questa parte, si va dentro. Ghi ha segnato l'ex, 1-0. Feldi ha segnato Ghi, è stato Seleucio a propiziare sull'auto di sinistra. Rivediamo tutto, palla dentro, lo Conte non perfetto, infatti si lamenta Lolo Suazo con il suo estremo difensore.
il vantaggio della Feldi. Ha segnato chi? L'ex di casa. E qui va a proteggere l'uscita del pallone Alex. Dimash. Qui anche sfortunata la Sandro Abate che vede la sfera rimanere in campo. Lollo Suazo, la transizione e poi viene trattenuto Lavrendi. Secondo me spende un cartellino giallo intelligentissimo, perché Lollo Suazo era proiettato proprio verso la porta avversaria. Lavrendi non può fare altro che andarlo a fermare così. Infatti fallo, ammonizione, proteste 0. Sul pallone va proprio colui che ha subito il fallo. Va Suazo col sinistro dal chin. Con il piede destro. A dire di no al 93. Alex. 1 contro 1 in banda, torna sul destro e anche da Lollo Suazo. Alex di prima. Palla che praticamente va a sbattere sul Lavrendi che era pronto a tornare in campo. Di Alex, palla per Lollo Suazo che voleva servire proprio il numero 11. (9:02 da giocare sul cronometro del primo tempo). La partita si è sbloccata e qui Felippigno non è precisissimo nel trovare i compagni. Sfera che diventa buona per Prea, ma anche per il blocco da parte di Dalcin. Dall'altra parte poi è Caponigro a trovare la deviazione di Alex per riportare immediatamente in avanti la Feldi. Viene messo giù Caponigro che poi ha rischiato di inventarsi un gol clamoroso. Da terra, rovesciata, rivediamolo. Eccolo qui, Caponigro da terra. Si è coordinato in un nanosecondo. Dimash. Vediamo se la Sandro Abate trova una reazione. Giù, Prea. E poi anche Dimash. La palla però è della Feldi. Ricordo a tutti di iscrivervi al canale YouTube della Divisione Calcio a 5, la casa del futsal italiano. Qui Dalcin va lunghissimo, palla alta. Dimash. E ovviamente non solo al canale YouTube, la divisione è attiva sulle principali piattaforme social, Facebook e Instagram, su tutte. Qui la palla per Prea, alta. Loconte. Stavolta Prea viene trattenuto da Cini Venanzio. Infatti arriva il fischio. Sandro Abate che anche in maniera non propriamente ortodossa, ma di inerzia, di voglia, sta riuscendo a creare qualche pericolo alla retroguardia della Feldi, che nonostante abbia prodotto una maggior mole di gioco è in vantaggio appena 1-0 per una situazione estemporanea, una palla che è stata messa dentro da Selusio, lasciata lì da Loconte.
è messa dentro da chi? Il sinistro di Suazo Dalzin, ancora Feldi in avanti, si torna da Loconte per non perdere completamente il possesso. Alex, attenzione alla pressione, Alex, e poi la palla è uscita, dice l'arbitro, quindi calcio d'angolo. Palla scodellata e qui Venanzio è tutt'altro che preciso, viene anche ripreso dal pubblico di Fede Avellinese. Dimash, la pressione, Preà riesce a pulire il pallone in mezzo a due. Si torna dal pivot, Preà, Dimash subentra, Dimash va a calciare alto però con il destro, e questa era una buona occasione per la Sandrabate con l'entrata di prima di Dimash. Preà che in questa azione ha pulito due palloni importanti e ha permesso di trovare un calcio quasi pulito a Dimash, che comunque sì, aveva un giocatore ad impensierirlo, ma poteva fare meglio uno con le qualità del 77. Palla lasciata lì dalla Vrendi. Venanzio recupera, Venanzio, Loconte! E Loconte non sarà stato perfetto sul gol, ma è la terza parata importantissima a tenere a galla la Feldi. Calcia Caponigro e ci appuntiamo anche questa per Loconte. Caponigro, Venanzio al cuore dell'area, Caponigro, attenzione, la palla che resta lì, pardon, non era Caponigro, si trattava bensì di Felipigno, che è subentrato, è andato a calciare. Eccolo il 22 che, nonostante stesse cadendo, è riuscito comunque a coordinarsi, ma ha trovato di nuovo Loconte sulla sua strada. Salas, Alex, qui palla rischiosissima di Alex, recuperata infatti dalla Vrendi. La Vrendi va da Venanzio, Loconte, buon recupero della Vrendi, che poi ha anche fintato di andare sulla sinistra per poi servire il compagno in maglia numero 5 sulla destra. Galletto, palla qui alzata, voleva un altro tipo di suggerimento Alex, attenzione, qui c'è lo spazio per Ghi, Loconte due volte e poi Lollo Suazo arriva. Che cosa ha da lamentarsi Lollo Suazo con Loconte, che sta tenendo in piedi la Sandro Abate. Lollo Suazo c'è la seconda volta che va a dire qualcosa al suo estremo difensore. Selusion, tutta sull'out di sinistra, la Feldi, poi Selusio calcia, palla ancora lì, attenzione che la Sandro Abate forse riesce a uscire, anzi no, Dalzin si tiene il possesso dei giocatori in maglia bianca. E qui la Vrendi ha provato a mantenere vivo l'attacco della Feldi con un colpo di tacco, ma comunque buona presenza in campo per il giocatore classe 2004, soprattutto, ripeto, l'ammonizione presa in occasione della transizione fermata dimostra che sei attento e lucido a quello che accade in campo, e a 21 anni in Serie A, con una maglia importantissima nel nostro campionato come quello della Feldi, non è sempre qualcosa di scontato. Qui Kanji non è perfetto, può andare a calciare Lollo Suazo, è l'occasione più grande del primo tempo della Sandro Abate, la sciupa malamente Lollo Suazo. Kanji è già dall'altra parte, Loconte blocca quello che è un campanile che si è andato a creare dopo la deviazione della retroguardia. Lollo Suazo, attenzione a Pelesigno, eccolo Lollo Suazo che aveva messo il mirino sul 7 alla sinistra di Dalcin.
ma non ha trovato la porta. Loconte, stavolta va a lungo, non trova Alex, trova Dalcin. Gli ultimi 5 minuti del primo tempo. Kenji si muove Pelesigno, siamo già dall'altra parte con il tiro, dovrebbe essere stato di Venanzio. Non abbiamo più visto Echevarria in campo dopo il problema fisico occorso nei primi minuti di gara. Speriamo che non sia nulla di grave per il colombiano, ma insomma, per il momento ha deciso di non lo conta ancora a parare. Qui lo Suazo bene su Pelesigno, guadagna ancora spazio, vorrebbe addirittura un fallo, poi Ghi va a chiudere. Nervoso Lolo Suazo, spreca tante energie nel parlare con gli arbitri, nel parlare con i compagni. Qui fa una bellissima giocata su Pelesigno, fa valere il fisico e vorrebbe proprio il fallo di Pelesigno sulla trattenuta. Poi la conclusione da parte della Sandro Abate non è precisa e si può ripartire con l'uscita dal basso. Loconte, Galletto, Salas, la pressione da parte di Kenji e Alex è rimasto davanti, ma attenzione qui alla possibilità di transizione per la Feldi. Victor Mello fa valere il fisico e poi subentra Alex, siamo già da Galletto. Mello, Pelesigno capisce le intenzioni del numero 8, attenzione, si tocca un brutto muscolo Ghi, si tocca un brutto punto, infortunio muscolare per Ghi. Non una scena bellissima questa per il numero 10. Che infatti è rimasto a terra. 1-0 per la Feldi. Questa che comunque è una classica ormai del nostro campionato. L'anno scorso una vittoria esterna a testa, 6-1 della Feldi qui ad Avellino, 4-3 dei biancoverdi al Palasele. Qui la conclusione da parte di Victor Mello. E comunque la vittoria dell'anno scorso di Avellino è la prima dal 2021 e poi 7 gare senza vittorie tra campionato, playoff e Coppa Italia. Qui Pelesigno esce molto bene, non posso dire Gattarelli che si tiene però stretto la rimessa laterale. Time out chiesto dalla Feldi.
Si torna in campo per questi ultimi minuti del primo tempo. Dalcin, palla allargata alla conclusione, Loconte, è andato Selusio a calciare, ma ancora Loconte a dire di no. Kenji, Beresigno, torna da Kenji, deve impegnarsi e non poco, abbatte Kenji, Loconte, la palla che resta lì, raddoppio Feldi, ha segnato Selusio. Ha segnato la Feldi Eboli con il numero che esulta così. Ancora Kenji, Loconte e poi Selusio è il più lesto. 2 gol abbastanza simili, nel senso che la modalità è la stessa, ovvero Loconte non riesce a trattenere, arrivano tiri comunque da distanza abbastanza ravvicinata. Loconte fa il massimo, ma sono sempre i giocatori della Feldi ad arrivare prima, avere un passo in più. Dimash, va a calciare qui Prea. Calcio d'angolo, palla scodellata, Felipigno prova a ripartire. Dimash lunga da Prea. Grafica aggiornata adesso con il gol della Feldi. Ultimi giri d'orologio sul cronometro qui al Pala del Mauro di Avellino. Viene ripreso Abate, che però può andare a battere questa rimessa laterale intercettata da Lavrenti. Gattarelli riesce ad uscire, Gattarelli ancora, attenzione, nulla di fatto, sfera che torna a Loconte. Prea tiene il pallone, anzi no, vorrebbe una rimessa laterale ma non è dello stesso avviso del direttore di gara. E poi Caponigro non controlla una sfera, certo non facilissima, ma poteva fare meglio. Prea poi da terra gioca, si rialza, Prea calcia largo e poi si lamenta perché comunque il contrasto era stato duro, certo da parte dell'avversario, ma Prea col fisico era riuscito a tenere botta e a trovare anche la conclusione. Dalcin, di testa Dimash, poi Prea subentra, recupera il pallone. Prea, vediamo se Mello riesce a concretizzare l'avanzata, no, Lavrenti, bravo nella giocata, sterza, Mello ancora su Caponigro e poi Dimash da terra. È stato Lavrenti di nuovo l'ultimo a toccare. Dimash ancora in mezzo a 3. La palla non è uscita. Mello per Prea va a calciare Dalcin e poi con che freddezza Gattarelli fa ripartire Felipigno, va a calciare, l'autogol quasi sfiorato da Dimash e poi Felipigno, la palla è buona, largo,
addirittura in fallo laterale. Autogol quasi sferato, guardate qui. Felipigno, Caponigro, Dimas e poi Loconte. Loconte salva sulla linea. Vicinissima al 3-0 la Feldi. Dimas. Alex. Ancora un po' statico l'attacco qui della Sandro Abate. Ha proprio un passo importante la Feldi nella pressione, nella ripartenza, nell'essere aggressivo. Proprio qui viene fatto sfilare il pallone. Alex allarga. Suazo vorrebbe andare da Gennaro Galletto. Ultimo tocco qui è di Lollo Suazo. Anzi no, è stato Caponigro a mettere la palla in rimessa laterale. E quindi la Fede ha l'occasione di chiudere in attacco questo... Perdono, la Sandro Abate ovviamente ha l'occasione di chiudere in attacco questo primo tempo. Salas calcia, poi decide di tornare da Loconte. Alex ancora alza il pallone, lo fa bene, vorrebbe andare sul secondo palo. Salas chiude bene dal Cin, poi Loconte prende spazio. Qui spinto anche in maniera abbastanza evidente da Caponigro. Si chiariscono immediatamente i due. Time out chiesto dalla panchina dei padroni di casa, quindi 60 secondi di sospensione per preparare, anzi era la sirena del quinto fallo, perché è il quinto fallo della Feldi. E adesso è stato anche chiesto il time out dalla Sandro Abate. Lollo Suazo nervosissimo in questa partita, nervoso è dire poco. Abbiamo rivisto il gol del 2-0 della Feldi, propiziato dal dribbling e dal tiro di Kenji. Loconte non è riuscito a fare meglio sulla conclusione ed è arrivato Selusio, il più lesto di tutti, a insaccare alle spalle dell'ex Napoli. Qui però un calcio di punizione che la Sandro Abate vuole sfruttare per scrivere un finale dolce di primo tempo. Lollo Suazo sul pallone, va col sinistro del 93, Preà, interviene Lavrendi, anzi no, è stato proprio Caponigro. Si fa un po' fatica a distinguere i due giocatori, una fisicità abbastanza simile, palla qui scodellata, ma gettata al vento l'occasione da parte della Sandro Abate. Primo tempo lungo, spezzettato qui ad Avellino, lungo dal Cin, di testa arriva Lollo Suazo, Galletto e poi Alex. Prova a mettersi in proprio il dribbling di Alex. Lollo Suazo calcia, qualcosa che sembra una via di mezzo tra un tiro e un suggerimento sul secondo palo.
dica calma Antonelli ai suoi. Non c'è bisogno di accelerare, di affrettarsi, perché insomma il doppio vantaggio consente alla Feldi di vivere questi secondi che mancano con un po' di serenità. Selusio, la pisata di Ghi, Selusio va a calciare, Venanzio no, ci ripensa, si torna indietro da Dalcin, andrà lui, lungo è un eufemismo, è un tiro ed è un gran tiro di Dalcin, palla lunga, finisce così il primo tempo, 2-0 per la Feldi, decidono i gol di Ghi e di Selusio. Ci fermiamo anche noi per qualche minuto. Poi torniamo qui dal Palà del Mauro per il secondo tempo del derby campano tra Sandro Abate e Feldi Eboli.
Ricominciata la sfida tra Sandro Abate e Feldi Eboli, 2-0 a favore dei rossoblù, che hanno chiuso in vantaggio grazie ai gol di Ghi e Selusio. Vediamo se la Feldi riuscirà a trovare la via del gol, a sbloccare la casella dello 0 dalle reti segnate e rimettere in discussione la sfida in questo derby campano della terza giornata della Serie A targata quinto. Pressione da parte della Feldi, un po' di problemi per la Sandro Abate. Pelesigno se la porta sul destro, il 18 lo Conte blocca sicuro. Attenzione qui alla palla che Victor Mello deve lasciare di Venanzio. Kenji, Pelesigno si muove, vuole il pallone, va sul secondo palo da Venanzio. Murato, la palla per il colpo di tacco di Pelesigno. Che gol del 18! L'imbucata nel cuore dell'area per Pelesigno. Rivediamo tutto. Tre a 0 Feldi. Meglio non poteva iniziare il secondo tempo per i detentori della Coppa Italia. E ovviamente dall'altra parte c'è una Feldi che, c'è una Sandro Abate che continua a faticare. Kenji 3 contro 2 però. Venanzio ancora sulla destra. Kenji si va da Venanzio, è rientrato però nel frattempo il giocatore in maglia numero 2. Rivediamolo, il gol Venanzio, poi Pelesigno insacca. Ancora in avanti però la formazione ospite con Pelesigno, va dentro, deviazione di Abate. Pelesigno fuori per Venanzio che chiama in causa Dalsin. Venanzio ancora, va dentro e trova la deviazione di Ghi. 4 a 0 Feldi. Esulta Ghi, quindi attribuiamo a lui il gol del 4 a 0, doppietta personale per il numero 10. Ed esulta Ghi. E come si esulta Ghi? Pelesigno recupera ancora la palla, Venanzio. Rimessa laterale, insomma. Sandro Abate che doveva impattare questa ripresa con uno spirito, un atteggiamento completamente diverso. Così non è stato. Qui Dalsin Suazo, ancora Lollo Suazo
che torna da Dimash, la verticalizzazione che non trova compagni, questa sì, Prea, si muove Dimash, si gira il 25, Prea vuole calciare, Dalcin allontana il pericolo. Prea va a calciare, Gattarelli vince questo duello. Suaso, ancora pallone non perfetto, ma riesce a tornare al 93. Qui Dimash, leziosità che in questo momento la Sandro Abate non può permettersi. Dalcin lungo dal collega. Suaso. Dimash, Prea tocca, poi Suaso calcia. Con il destro, deviazione, calcio d'angolo. Vediamo se la Sandro Abate riesce a iscriversi al match. Servirebbe proprio una scossa anche dal punto di vista emotivo ai padroni di casa, che in questo momento sono completamente in balia dell'avversario. Palla per Suaso che calcia! E chissà che non possa essere questa la scossa che cercavano i biancoverdi. Ha segnato Lolo Suaso. La riapre, o almeno ci prova. Sono comunque 3 i gol da recuperare, sono armati Dalcin e poi ancora Suaso. Dimash, palla dentro, diventa buona, attenzione a Salas, poi va da Prea, 2 gol in un minuto della Sandro Abate che è viva, è nella partita e una partita c'è. Non abbiamo fatto in tempo a dirlo, serve una scossa emotiva alla Sandro Abate, la scossa è arrivata, il derby è più che mai vivo. Qui è anche sfortunata la Feldi perché Caponigro va ad allontanare palla che resta nella disponibilità di padroni di casa. Attenzione qui ad Dalcin che viene messo giù, questo è fallo. Attenzione, rischia addirittura il giallo il giocatore della Sandro Abate. E in un attimo una partita che sembrava completamente indirizzata non può più dirsi tale. Recupero palla, Dimash, Suaso, va a calciare Prea, Dalcin va in mezzo alle maglie violacee, viene messo giù Gattarelli. È ragione però Gattarelli, viene ammonito giustamente Suazo, perché se poi fischi devi ammonire, però insomma, Gattarelli era in una buona posizione. Rivediamo, fallo, ci sta anche il cartellino giallo, però Gattarelli si ritrova in una buona posizione secondo me poi per andare a calciare. Vuole dare la mano allo Suazo, l'arbitro che ci prova, si spiega, fa anche un sorriso, ma Suazo continua nella sua zone, nel suo essere completamente focus sul match, sulla sua personale battaglia. Va Caponigro, palla che torna buona, attenzione Dalcin, però capisce tutto, poi la Feldi
prova a tenere in campo la sfera, non ci riesce. Palla della Sandro Abate. Dimash, 1 contro 1 di Dimash che poi va dentro dal Chin. Ci mette la mano, che bello spunto di Dimash. E poi dal Chin. Non so se la palla fosse proprio indirizzata nello specchio della porta, ma insomma tanto vale. Suazo qui calcia largo, va lungo il capitano della Feldi di testa, interviene Salas. Deve abbassare un po' il ritmo la Feldi. Selusio va dentro, tocca Ghi. Dimash allarga, invece il ritmo lo vuole aumentare la Sandro Abate, che infatti diventa pericolosa perché vuole puntare. Qui un brutto passaggio da parte di Lolo Suazo e quindi la Feldi ripropone la situazione nella quale è più forte dell'avversario. Che palla qui, almeno tentata da Ghi. E un piccolo tifoso avellinese poi restituisce il pallone a uno dei suoi beniamini per rimettere in campo la sfera. Tocco di ritorno da parte di Preà. Insomma, la presenza di Preà ha fatto un po' la differenza nel corso della partita, perché è un punto di riferimento importante sul quale appoggiarsi per la Sandro Abate e Dimash. Suazo va a calciare qui largo da Cinna, intercetta Dimash che poi viene messo giù da Pellesigno. Così è. E poi Alex e Venanzio vanno via a braccetto. Volevano anche l'ammonizione i tifosi sugli spalti del Pala del Mauro. Suazo, Dimash che insomma punta con costanza da quella parte. Adesso la preventiva da parte di Ghi, si torna indietro da Mello. Suazo, si muove Alex. Suazo va da Alex. Pellesigno ha capito tutto. Pellesigno, stop and go del 18, che poi con l'esterno vuole servire Ghi. Infatti ringrazia per il suggerimento intelligente. Un secondo tempo, lasciatecelo dire, più affascinante del primo, con un ritmo più alto, proprio più divertente. Qui dal Cine non preciso. Dimash. Mello. Viene messo giù. Dovrebbe essere Salas. Perdono, no. Si tratta di Galletto. Sono stato ingannato dall'unico 2 presente sulla maglia del giocatore classe 93. Dimash. La sua terza stagione la Sandro Abate per Galletto, che in Serie A però ha vestito già una maglia campana, quella della Real San Giuseppe, poi Benevento e Napoli nelle serie inferiori. Ma insomma un giocatore che ha esperienza, ha qualità e soprattutto ha territorialità all'interno del panorama calcettistico campano. Rimessa laterale adesso per la Feldi, che come dicevo davvero un attimo fa approfitta per spezzare l'inerzia, per cercare di arrugginire l'ingranaggio.
Peresigno va dentro. Lavrendi però era stato bloccato da Galletto. Preà non tiene il pallone. Peresigno, poi Preà è fondamentale. La palla è buona. Viene ammonito qui. Una componente della panchina avellinese. E dovrebbe trattarsi di Nicola adesso. Oggi in panchina. Lo Conte, bello, lungo, non può arrivare nessuno. La conclusione! Tentata da Ghi. Ogni volta che ha mezzo metro per calciare, il 10 è un pericolo. A quanto andava questo pallone? Cerca di girarsi Preà, anticipato, o meglio chiuso. Bello. Lo Conte. Preà viene messo giù. Lavrendi, non c'era fallo sul numero 25, per lui il primo anno alla Sandravate. Lavrendi mezzo a 2. L'ultimo tocco è di Venanzio, infatti anche secondo me la palla era Avellino. Sì, esatto, 32 anni per Mateus Preà, brasiliano, prima stagione in Italia, arrivato in estate dai russi dell'MFK Torpedo. Ha giocato in Brasile con Soccorrense, Serra Tagliata, poi militato in Kazakistan con l'Ayat, in Spagna con Valdepeñas e Noia Portus Apostoli, e poi appunto l'esperienza a Torpedo in Russia. Palla lunga per Preà, eccolo, si muove Galletto. Preà, il tocco per il 2 che riesce a tenere faticosamente la palla in campo. Ancora Preà e poi non interviene bene Victor Mello. Venanzio riesce a trovare un compagno. Nel tocco di Selusio non può servire alcun compagno. Ancora Preà, ci si appoggia come detto tanto su di lui. Galletto è andato a bloccare, poi Alex, 1 contro 1 di Alex, vediamo cosa riesce a inventare il numero 11. Guadagna una rimessa laterale, si va fuori, calcia Lollo Suazo, colpo all'indietro, palla alta. E insomma, ammonito anche Venanzio, però una squadra, quella della Sandro Abate, che anche anagraficamente portata a dover concretizzare maggiormente le proprie azioni. La rotazione è abbastanza ampia, c'è tanta qualità nei giocatori, però insomma praticamente tutti over 30. Solo Lo Conte è un classe 99. Interviene Suazo che poi aiuta Lavrendi a rialzarsi. Lui che ha giocato l'edizione precedente di
Eurofutsal Under 19, quella di Porez 2023. Selusio cerca Venanzio, trattenuto il 5, Loconte, doppio dribbling, triplo dribbling di Loconte, attenzione, qui rischia e non poco l'estremo difensore della Sandro Abate. Suaso, Alex, ancora l'ex Benevento, cerca il dribbling, lo trova Galletto, Alex, il pallonetto di Alex in un fazzoletto, -1 Sandro Abate. Bravo e fortunato nel dribbling che gli consente di liberarsi sulla banda laterale. Eccolo qui e poi freddissimo davanti a Dalcin. Kenji per un momento pensa di metterci la mano. La Sandro Abate ha completamente riaperto la partita. Adesso è soltanto una la rete che separa le due squadre. Dalcin largo e l'inerzia adesso è tutta dalla parte dei padroni di casa. Di Mascia, Suaso, viene alzato il pallone, Venanzio bravissimo qui a farlo sfilare. Dalcin, Kenji, si è visto poco, il giapponese in questo secondo tempo specialmente non ha avuto tantissimi minuti, ma insomma è entrato alla grande in questa partita, specialmente nel gol del 2-0 di Selusio. Time out chiesto dalla Feldi Eboli. Ultima metà del secondo tempo. Dalcin va da Selusio, l'ultimo tocco è di Caponigro. Loconte lascia lì per Victor Mello. Dimash in mezzo a due, non riesce a servire Abate che poi commette un'ingenuità e tira una vera e propria manata a Venanzio. Insomma, Selusio si lamenta perché addirittura sperava che il colore del cartellino fosse diverso. Palla lunga Loconte. Dimash. Suazo alza il pallone, viene messo giù, c'è il fallo, Caponigro ammonito. È il quarto.
Non l'ho toccato, dice, ti sei buttato. Labiale abbastanza esaustivo, rivediamo il tutto. Non è stato possibile farlo da questo replay. Qui Suazo viene toccato, ma insomma esperienza nel sentire il contatto. Nove e 13 separano Sandro Abate e Feldi dalla fine del match. Palla per Dimas, che poteva fare meglio su questo tocco di Suazo. Palla dentro, qui per Caponigro, poi torna buona per Kenji che trova l'opposizione avversaria. Si salva qui la Sandro Abate, ma Feldi pericolosissima. Caponigro allunga e Loconte deve uscire, attenzione, Loconte ancora, bravo Kenji però a battere di prima intenzione. Loconte molto reattivo, e vediamo, qui esce bene sulla testa dell'avversario, poi Kenji, Loconte che forse è anche un po' la visuale ostruita. Panchina lo vedete, Lolo Suazo che vorrebbe subito rientrare. Qui ancora una deviazione. Palla fuori per Gattarelli che tenta il dribbling e lo trova Gattarelli, poi Victor Mello mette fuori ancora Gattarelli. Bravo, in scivolata a chiudere un'azione che sarebbe potuta rivelarsi pericolosa. Bello Alex, dribbling anche complice dal blocco di Mello e senza Prea vedete che si fa un po' più fatica a sviluppare il gioco per la Sandro Abate. Dentro anche Felipigno per la Feldi. Palla lunga, controllata alla grande, ancora buono il possesso per la Feldi. Alex, blocco di Dimas, Alex, Suazo va a calciare, la finta con il sinistro, poi il braccio con Gattarelli. Suazo, la finta fu un'embolica da parte del 93. Poi la parata di Dalzin finisce a terra un giocatore della Feldi. Attenzione, Loconte esce, la porta è sguarnita, ma Caponigro fallisce l'occasione. Alex aggancia, viene messo giù Gattarelli, ancora a ringhiare, tutto buono, dice il direttore di gara. Poi Gattarelli adesso invece il fallo lo commette, gli dice Alex ne ha dovuti commettere 3 per fischiarlo verso il monito. E attenzione, perché non è un fallo banale, è il quinto. Suazo sul pallone, 7:35 da giocare, si carica il pubblico del Pala del Mauro.
Va Suazo col sinistro, dentro, deviazione che però è di Alex, anzi no. Non sono d'accordo i giocatori della Feldi. Vuole aumentare i giri Salas, poi Preà, Salas viene messo giù, è tutto buono, Selusio, palla che viene allontanata. Caponigro mantiene la rimessa laterale. Palla ancora buona, Lo Conte poi rischia di avventurarsi in una spedizione fuori dall'area che avrebbe potuto provocare danni. La palla è buona per Esigno, la traversa, dire di no al 5-3 della Feldi. Rivedremo tutto tra un attimo, poi Pelesigno si tocca la testa. Replay che non abbiamo ancora visto, ma insomma la traversa continua a tremare. Feldi vicinissima al 5-3, si è stappata alla grande la partita in questo secondo tempo. Ancora palla alta, Alex, la porta era stata riempita da Talcini. Arrivato il pallone, si può giocare, ci avviciniamo verso l'ultimo quarto del secondo tempo. Rimessa laterale, l'anticipo da parte di Salas. Venanzio va dentro, deviazione ancora. Venanzio dentro, ancora Preà. Dalcini, vediamo se calcia lui. No, Pelesigno si va verso il fondo, Lo Conte fa ripartire i suoi, forse la palla era uscita, no, secondo il direttore di gara. Alex si va da Suazo che si divora il gol del 4 pari, aveva illuminato Alex, spreca Suazo. Completamente solo Suazo, poteva fare di più. Pelesigno, Ghi di tacco, non riesce a trovare compagni o porta, poi Preà, Pelesigno, bravissimo e anche coraggioso, perché ricordiamo la Feldi ha già commesso il quinto fallo. E qui è Felipigno a far porre il corpo tra avversario e pallone e far sfilare la sfera oltre il fondo. Pelesigno si inizia a studiare il portiere di movimento in panchina, Sandro Abate mi sembra. Attenzione, Pelesigno va a calciare, prova ad andare sotto le gambe di Lolo Suazo, non ci riesce. Felipigno, Ghi si gira, calcia. L'ultimo a toccare è stato proprio Ghi. Salas si butta dentro il 22, si crea lo spazio per Lolo Suazo, si va ancora da Salas. Azione orchestrata alla grande dalla Sandro Abate da una parte all'altra del campo. L'ultimo passaggio però non è precisissimo. Dalcini, Felipigno di testa oltre la traversa. Palla
che torna tra i piedi di Alex. Mello per Gennaro, Galletto, Mello ancora, Dimash, Alex spara alla porta, vediamo se si va da Mello. Per il momento non è così. Dimash, Mello forse gli porta un uomo. Dimash ancora un po' congestionato quel quarto di campo per la Sandro Abate. Tiene botta la difesa della Feldi, che non viene mossa particolarmente. Dimash lascia lì il tocco, si difende bene la Feldi in questo caso. Ho sentito portiere? Però l'inquadratura, eccolo, infatti Lolo Suazo, lo vedete nella parte bassa dello schermo. Suazo fuori, Mello, si torna dentro. Suazo non si aspettava questo pallone. Chiede scusa Alex, seppur non precisissimo. L'idea secondo me non era totalmente sbagliata. Si torna a giocare col power player. Lo vedete ancora Lolo Suazo che veste la maglia blu. Alex va in fondo, aveva tagliato bene Victor Mello. Lettura difensiva importante da parte della Feldi. Dacin rimane a terra, adesso si rialza però. Mello, ancora il numero 8. Salas d'Alex. Mello, Salas, c'è un corridoio centrale che viene subito chiuso. Ancora Salas, non mette un uomo tra le linee per il momento, attacca con una piramide la Sandro Abate. Alex, adesso l'uomo tra le linee c'è, è Lolo Suazo, aveva attaccato quello spazio proprio il numero 93. Qui scala bene invece sul lato debole Felippigno. Vedete gli uomini della seconda linea della Feldi, che bel lavoro che stanno facendo. La palla poi Venanzio da una palla dal Cino all'indietro di testa che poteva essere davvero pericolosissima. Bravissimi loro. Però davvero è importante il lavoro che fa specialmente la seconda linea e Ghi ovviamente a indirizzare il passaggio. Poi Felippigno sul pallone che torna a Salas. Suazo, crea adesso superiorità sull'altro lato la Sandro Abate. Suazo, Mello di prima per Salas, ancora Mello, vediamo se va da Suazo, no, torna da Salas. Alex sul sinistro, va dentro, non ha toccato Victor Mello. Dal Sin, vediamo se va a lungo da qualche compagno. Sì, nel frattempo in porta è tornato Lo Conte. Fallo, è il sesto fallo, Ghi lo ha commesso e quindi c'è un tiro libero per la Sandro Abate. Intanto time out chiamato dalla Sandro Abate. Alziamoci tutti quanti in piedi con la nostra Sandro Abate, forza ragazzi!
Tutti insieme in piedi ragazzi. Tiro libero per la Sandro Abate, che ha l'occasione di pareggiare un match dove è stato sotto 4-0. Parte Suazo, para dal Cin, centrale il tiro libero. Qui anticipa Venanzio, non è ancora finita. Sandro Abate, Feldi Eboli, derby campano 4-3 a favore dei vincitori dell'ultima Coppa Italia. Rivediamo il tiro libero, rincorsa lunga di Lollo Suazo, non si alza però il pallone. Dalzin bravo a andare giù, ancora portiere di movimento. Il power player è ancora Lollo Suazo, chiama l'apertura Alex Salas, chiude il passaggio Selusio, lo lascia adesso. Infatti guardate come scala Venanzio, si torna da Salas. Alex, Mello, Suazo alza il pallone. Uno e 39 da giocare. Palla per la Feldi, direttamente da Loconte, lascia spazio subito a Lollo Suazo. La pressione da parte della Feldi, che adesso rimette velocemente palla in campo, perde un po' di tempo Pelesigno, infatti consente alla Sandro Abate di riposizionarsi con Lollo Suazo in campo. Salas, palla che arriva da Dalzin, che ha la possibilità di andare verso la porta, addirittura voleva servire Selusio, non ci riesce, palla fuori. Da Suazo, che allarga, Suazo può calciare ancora alto. Suazo, tocca lui che è rimasto in porta. Pelesigno, Alex, palla della Feldi. Dalcin, ultimi secondi, Suazo in porta, non viene fatto rientrare Loconte proprio per provare a sfruttare un recupero palla veloce. La Feldi ovviamente è di tutt'altro parere.
Eccolo Suazo che infatti recupera la sfera. Mezzo minuto da giocare. Vediamo se la Sandro Abate completa la rimonta o se la Fedi riuscirà a mantenere il vantaggio maturato. Alex. Salas. Alex. Va da Suazo. Alex ancora. Non trova spazio, lo trova adesso per Dimash. Dalcin prende il pallone, allunga, la porta è vuota, ma il match è terminato. Vince la Feldi Eboli, il derby campano. Parla rosso-blu. Finisce qui dunque il match tra Sandro Abate e Feldi Eboli. Vincono 4-3. I campioni dell'ultima Coppa Italia, che quindi continuano a punteggio pieno dopo le vittorie contro CDM e Roma a cadere. È anche la Sandro Abate che però ci ha messo cuore e determinazione, non ha mollato dopo essere stata sotto addirittura 4-0 in apertura di secondo tempo. Ha trovato qualche soluzione offensiva in più. Il tiro libero di Lolo Suazo, che sarebbe potuto significare pareggio, è stato neutralizzato da Dalcin. Il saluto tra le due squadre. Feldi Eboli che tornerà in campo venerdì contro Cosenza. Stessa cosa la Sandro Abate, che invece andrà in trasferta in casa del Savia Testa Mantova. È stato un piacere raccontarvi questo derby tra Sandro Abate e Feldi Eboli. Da Lorenzo Poliselli per questa sera è tutto. Una buona notte e soprattutto un buon futsal con la Serie A targata quinto.